È una ragazza giovanissima, ha 18 anni, viene da Parma ed è Benedetta Mazza! E allora Matteo Letti va a premiare la Miss Parma mentre il sindaco Massimo Tedeschi premia, prego da quella parte, la seconda classificata, bacio porta fortuna come si dice in questo caso, e passerella per lei, la seconda classificata, prego, eccola qui, si chiama Elda Fera, 24 anni da Parma, brava, sorridente, positiva come sempre. Marco, il nostro cameraman tifava per te, diceva Elda sarà Miss Parma. Beh, insomma, a un passo dalla vittoria perché sei seconda classificata. Elda, dicevamo prima, sentivamo nome che deriva dalla nonna, quindi insomma sarà contenta anche lei. Sì, sono felice così, va bene. Certo, ero arrivata a un passo, preferivo vincere, però sono contenta per la mia amica, sinceramente. Poi sai che insomma spesso e volentieri chi arriva al secondo posto riesce anche ad andare avanti, l'abbiamo visto a Miss Italia, vediamo a Sanremo, in tante gare il secondo posto è anche importante. Infatti vivo questa esperienza molto serenamente e mi dà soddisfazione perché magari non aspettandoti niente raccogli meglio quello che ti viene, quindi va bene così. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Mi piacerebbe presentare un programma televisivo, fare la conduttrice. Cari amici di ATV, siamo arrivati alla fine di Miss Parma, ormai c'è il nome della vincitrice, lei si chiama Benedetta Mazza ed è la numero 3, una ragazza veramente giovanissima che ha sbaragliato la concorrenza di ben 18 aspiranti Miss. Adesso la conosceremo meglio e vedremo quali sono i suoi desideri e le prossime tappe di Miss Italia. Primo piano alla corona e poi scendendo pian piano a questi occhi verdi meravigliosi, capelli biondi, insomma direi che una principessa meglio di lei non poteva rappresentare la nostra città, la nuova Miss Parma 2008, Benedetta Mazza, benedetta dal cielo e dai voti della giuria. Quali sono le tue emozioni a caldo? Ma l'emozione è incontenibile, nel senso che è un desiderio che avevo fin da piccola e si è realizzato. Posso dire davvero di aver raggiunto uno dei miei tanti desideri, perché a 18 anni ne ho tanti ancora da raggiungere. Hai sbaragliato 17 ragazze, secondo te quali sono stati i tuoi punti a favore che hanno conquistato la giuria? Penso il sorriso e penso di essere stata me stessa, la semplicità forse. E cosa vuoi fare nel mondo dello spettacolo? Se hai sogni nel mondo dello spettacolo, comunque perché partecipi a Miss Italia? Ma diciamo che è stato un caso, nel senso che mi piaceva, però forse non avrei mai trovato il coraggio di partecipare perché fondamentalmente sono timida. Solo che ho incontrato Mirka, mi ha spinta e alla fine eccomi qua. Potrebbe servirmi in un futuro, nel senso che io desidero tantissimo entrare nel mondo della moda, non come modella, perché non sono abbastanza alta, forse sono un po' formosa, e quindi disegnare, quindi stilista assolutamente, sì. Abbiamo visto un gruppo di parenti, presumo mamma, non so chi c'era, esultare all'ennesima potenza, non so se hai già avuto modo di sentirli, di incontrarli, se sono felicissimi immagino. Ma io immagino la loro felicità, forse se possibile supera la mia, nel senso che loro hanno gioito con me in quest'ultimo periodo tutti i piccoli successi che sono riuscita a ottenere e quindi in qualche modo hanno partecipato in modo attivo, capisco la loro gioia, non ho ancora avuto modo di salutarli, però li capisco. Ecco, innanzitutto in bocca al lupo Benedetta, complimenti per la tua vincita, una ragazza come vedete bellissima, sembra quasi una Miss uscita da un libro delle fiabe, così bionda come diceva Luca. E io ti volevo chiedere quali sono i tuoi prossimi progetti per Miss Italia? Ma adesso continuerò con le regionali, spero di poter passare e quindi accedere a Salso. E poi tutto quello che arriva lo prendo volentieri, insomma. Poi incrociamo le dita, insomma, e speriamo che Benedetta per te Miss Italia continua.